Il Teatro La Fenice torna ad aprirsi alla gente. La stagione lirica e balletto e la stagione sinfonica 2021-2022 sono state presentate dal presidente della Fondazione Teatro La Fenice e sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina. Dopo tanto tempo riparte una stagione sviluppata su 12 mesi con lo scopo di attirare pubblico non solo da Venezia ma anche da tutto il Veneto. Il 20 novembre verrà inaugurata la stagione lirica con il Fidelio di Beethoven diretto dal maestro Myung-Whun Chung. Moltissime le novità sul fronte lirico con 13 titoli, tanti nuovi allestimenti e i titoli in prima esecuzione anche su quello sinfonico con ben 17 concerti. Avremo una prima mondiale con le baruffe, dalle baruffe Chiogiotti di Goldoni, con musica di Battistelli e regia di Damiano Micheletto. I Lombardi alla prima crociata, l'opera di Verdi che manca alla Fenice da quasi 200 anni, dal 1844, e vedremo di nuovo il Faust, avremo Vivaldi, avremo il Peter Grimes di Britten che non è mai stato fatto alla Fenice e La figlia del reggimento di Donizetti, La fille du régiment in francese. Una grande stagione sinfonica con il maestro Chung ad aprirla e a chiuderla, con tantissimi appuntamenti tra la Fenice e il Teatro Maliban rinnovato e un nuovo appuntamento che sarà in Piazza San Marco.